Noi addirittura da Levante tanti usano fare anche altre cose, oltre che le torte salate, c'è anche chi la mette nel pesto, che sembra quasi una bestialità, però diciamo l'impiego storico naturalmente è proprio quello delle torte salate, anzi devo ammettere che poi noi cuochi a volte nell'andare avanti con gli anni ci siamo un po', concedetemi i termini, imbastarditi usando poi altri formaggi e quando poi ne assaggi una fatta con la prescinzione capisci la differenza, un po' come quella del pesto al frullatore e il pesto al mortaio. Però la nostra Liguria, Marco, la cosa bella è proprio quella di queste sfaccettature, no? Cioè a pochi chilometri chi metteva la prescinzione nel fare il pesto, chi comunque mette altre cose, chi aggiunge, insomma, sul pesto poi si sentono dire di tutti i colori. Io dico sempre che l'importante è il basilico buono, poi da lì si può costruire tante altre cose. Ora si utilizza tanto nei dolci e una cosa che io noto tanto, che magari 10 anni fa, 20 anni fa sembrava una cosa stranissima, è quella dell'utilizzo col pesce. Poi quando si provano queste cose che sembrano strane, alla fine il gusto la vince e dici ma però cosa abbiamo perso fino adesso? Però anche nei dolci viene utilizzata molto, perché poi è proprio quell'ingrediente che ci dà quella parte di regionalità e insomma di genovesità che ci fa molto piacere.